il jazz, in questo mercoledì 30 aprile anche la Marca celebra la giornata nazionale UNESCO dedicata al genere musicale nato dall'incontro fra la cultura africana e quella europea. È diventato uno strumento di comunicazione che trascende le differenze di etnia e di religione. In serata al Teatro Comunale il concerto di Kenny Barron al pianoforte e di Dave Holland al contrabbasso, prestigioso duo di livello mondiale. Ma la festa non finirà qui. Nei pomeriggi di sabato 3 e domenica 4 maggio, infatti, su iniziativa del Comune di Treviso e del Conservatorio di Castelfranco Veneto, andrà in scena un weekend di jazz diffuso in 4 aree del centro storico: Piazza Borsa con Off-Broadway e Blue Note Ensemble, Piazza San Vito con Carollo Bertazzo Sextet e Stefani Big Band, Loggia dei Cavalieri con Trio Blue Note e Bortolanza and Friends, Quartiere Latino con Jazz Band. Un evento veramente eccezionale, avremo 6 gruppi più una big band che suoneranno nelle piazze di Treviso, sabato 3 e domenica 4, quindi saranno 2 pomeriggi di festa e di grande musica jazzistica. Note ma anche sapori e profumi, visto che in ogni piazza un locale proporrà street food, cicchetti e pietanze a ritmo di swing, una manifestazione pensata per rivitalizzare il cuore della città, rispettando però anche il diritto alla quiete spesso invocato dai residenti. La musica, verrà svolta in un orario che verrà apprezzato sicuramente da tutti. Poi i volumi della musica jazz non sono eccessivi.